Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG, mezzogiorno in punto, ancora impressione, molta impressione, cordoglio e dolore per l'omicidio-suicidio di Tarzo, una novantenne che ieri ha ucciso con diversi colpi di pistola la moglie 82enne che poi si è tolto la vita. Ci collegheremo più tardi con Lucio Zanato dal Tribunale di Treviso perché proseguono le indagini e sicuro che non ci siano altre piste da seguire. Vediamo il servizio di Daniela Sezzia. Col Maggiore di Sopra, piccolo borgo di Tarzo. In questa casetta, alle prime luci dell'alba, si è consumata la tragedia. Almeno 4 i colpi di pistola che hanno squarciato il silenzio di un quartiere tranquillo. A trovare i corpi senza vita di Giancarlo Gaio, 89 anni, e della moglie Cesira Bianchetto, 82, il genero. Sì, marito e moglie. Gaio, vero di cognome? Sì. Poche parole, il dolore straziante. Lui che solo 4 anni fa aveva perso la moglie Dorotea, figlia della coppia. Alle 6:30 era andato a prendere l'89enne per portarlo in ospedale, dove doveva sottoporsi ad un intervento chirurgico. È entrato e si è trovato di fronte alla scena agghiacciante. La donna sul letto, ancora in camicia da notte, raggiunta da 2 colpi, uccisa forse mentre stava dormendo. Lui a terra, ai piedi del letto, un colpo alla nuca. La pistola ancora in mano. Immediata la chiamata ai soccorsi e ai carabinieri. L'arma da fuoco? È una pistola calibro 9x21 che l'uomo riteneva regolarmente a casa. Ma è vero che ha altre armi all'interno? Stiamo facendo delle verifiche all'interno dell'abitazione. Giancarlo Gaio da tempo non andava più al poligono. L'arma con la quale ha fatto fuoco la deteneva per uso sportivo, il porto d'armi scaduto. Una vita difficile, quella dei 2 coniugi, scandita da momenti drammatici, come la morte 4 anni fa della figlia Dorotea, un dolore impossibile da superare per i 2 anziani, poi la malattia dell'89enne, una caduta della moglie qualche giorno fa che le aveva procurato delle lesioni, la paura del futuro, il timore dell'ennesimo intervento chirurgico che lo avrebbe costretto in ospedale per qualche giorno, lasciando la compagna a casa da sola. Un futuro che Giancarlo non vedeva più, stanco di combattere, diceva agli amici. Tutto questo lo avrebbe portato ad una decisione che non lasciava più nessuna speranza. Abbiamo trovato un biglietto sul quale poi stiamo facendo degli approfondimenti. Cosa c'è nel biglietto? Stiamo accertando. Comunque insomma parlava della sua situazione, né più né meno. La difficoltà di andare avanti, la stanchezza. Cose che insomma una persona che probabilmente aveva un po' di sofferenza, però stiamo verificando queste cose. Nel biglietto lasciato a casa poche righe, le sue ultime volontà. Sul posto l'anatomopatologo Alberto Furranetto e il pubblico ministero Gabriella Cama che ha già disposto l'esame autoptico sul corpo dei 2 coniugi. I corpi sono stati portati all'obitorio dell'ospedale di Treviso. In questo borgo è calato il silenzio di un dolore immenso e di una disperazione chiusa tra le mura di questa casetta. E come al solito increduli, vicini, gli amici, i conoscenti, ma consapevoli del fatto che tante disgrazie purtroppo avevano poi alla fine portato alla disperazione, in particolare la perdita della figlia, ma poi la malattia della moglie, la caduta della moglie. Sentiamo le testimonianze. Una tipica coppia normalissima, solo che ha avuto una figlia e questo lutto li ha colpiti profondamente. Cesira e Giancarlo, una coppia come tante che stava affrontando le difficoltà dell'età e del fisico, ma che in più da 4 anni portavano il peso della perdita dell'unica figlia Dorotea, morta di tumore a 40 anni. Lui, quasi novantenne, una storia di ritorno a casa. Nato a Milano da genitori emigrati dal borgo in riva ai laghi di Revina in cerca di fortuna, era tornato per lavorare prima nella fornace di Tarso e poi come fornaio. Aveva conosciuto nel borgo di Colmaggiore Cesira, 8 anni più giovane di lui, e si erano sposati. Lei aveva continuato una serie di collaborazioni come addetta alle pulizie anche quando era nata nel 1980 la loro unica figlia. Una vita tranquilla, fatta anche di momenti speciali, come quando Giancarlo aveva fatto da comparsa a Vittorio Veneto per il film Addio alle armi e poi per Vaillant. Grande la sua passione per le armi, con una piccola raccolta di fucili e pistole, tutti regolarmente denunciati e con i quali anche alla soglia dei 90 anni si esercitava al poligono. Era un personaggio proprio
umile che faceva sempre di tutto, è proprio un tuttofare, lo vedevi sempre avanti e indietro, uno indifferito tranquillamente, e dopo all'improvviso è scoppiato questa storia. Il declino inizia con i problemi alla prostata e i primi dolorosi raschiamenti fino all'ultimo fissato per questa mattina all'ospedale di Conegliano. Poi la morte della figlia e il continuo peggioramento fisico di Cesira, come racconta Bruna Zanella, alla quale la coppia aveva fatto da padrini per la cresima. Aveva l'obbligo di stare dietro alla moglie perché era molto disabilitata, era giù delle sue. Morta la figlia, purtroppo l'unico figlio che avevano. 15 giorni fa, quando lei ha avuto un mancamento, che è caduta e si è fatta male, ha detto: sai Bruna, ha detto tutto sangue che veniva giù, è ovvio perché sei rotta qua. E lui era rimasto molto scosso con quel discorso là. Lui ogni volta che andava in farmacia e ogni volta che lo chiamavano alla periodica visita di controllo, diceva che era stufo perché si trattava di una raschiatura dolorosa. Da quel momento ha cominciato a pensare al futuro, specialmente forse a lei da sola. Problemi di salute, poi l'età molto avanzata, la paura del futuro, lasciare sola la moglie, quindi un gesto estremo che spesso è anche un gesto d'amore. Ne abbiamo parlato ieri sera con anche dei sindaci a Focus. Sentiamo cosa ha detto il sindaco di Casale di Scodosia, Marcello Marchioro. Una persona è sempre una cosa drammatica sotto tutti gli ambiti e i presupposti perché questo avviene. Diciamo che la strage familiare che abbiamo sentito notizie in questi giorni è veramente quella cose abbastanza inspiegabili, e i sentori di vicini di casa credo sia veritiero che fanno fatica a comprendere com'è la situazione. Invece nell'ultimo servizio che abbiamo visto lì c'è anche una sorta di comprensione quasi, non vorrei usare termini inappropriati, però recentemente ho visto un video sui social dove un signore anziano si è voluto tatuare sul petto "non rianimatemi". Nel senso che lui aveva fatto il suo percorso di vita, era felice, era da solo, e se doveva avere un intervento, magari per un infarto in giro per la strada, così, la prima cosa che fanno è aprire la camicia e trovavano questo tatuaggio. Il tatuatore gliel'ha fatto anche gratuitamente, visto il messaggio che ha voluto dare questo signore. Dunque la solitudine, il non voler andare avanti, un accanimento terapeutico magari anche su queste malattie che sono difficili ma anche per non dare preoccupazione, per non dare troppo carico forse anche ai familiari, ai figli e ai nipoti. Marcello Marchioro, sindaco del canale di Scodosia, ieri sera a Fuoco, il tatuaggio "non rianimatemi", no? C'è chi quindi preferisce andarsene piuttosto che continuare a soffrire. Ovviamente ieri sul posto subito la vice sindaca di Tarso e anche il parroco. Sentiamo cosa hanno detto a Lucio Zanato. Da assessore ai servizi sociali già da ben 12 anni sono persone che non si sono mai rivolte ai servizi per nessunissimo motivo. Un malessere chiuso dentro le mura della loro casa. E forse per pudore Giancarlo e Cesira non lo avevano mai fatto capire al genero, ai parenti, ai vicini, ma che forse stava crescendo proprio nella solitudine in cui avevano deciso di affrontarlo. Per questo il Comune di Tarso si sforza di ricordare a tutti che non si sentano soli, che c'è sempre qualcuno pronto a dargli una mano. Noi siamo a completa disposizione, mettiamo a disposizione qualsiasi servizio che appunto possa essere utile a queste persone. È chiaro anche che noi non possiamo essere presenti sul territorio ovunque, ci devono essere dei segnali, ma se i segnali ovviamente non ci sono, ci diventa anche un po' difficile poter raggiungere tutti. Un'altra tragedia per la vallata, dopo mamma e figlia di Miane, che per il parroco segnano il bisogno di una profonda riflessione comune. Gli è scattato qualcosa dentro e ha detto: io non ti lascio solo. Ma guardate, abbiamo avuto mamma e figlia su Amiane, a qualche decina di chilometri da qua. Abbiamo avuto la vicenda che ha interessato un'altra parrocchia che fa sempre capo a me.
Abbiamo avuto questo, il tutto nell'arco di 2 settimane, 3 settimane, quindi evidentemente che ne è una fragilità di fondo che nessuno riesce a intercettare. E chi accusa queste fragilità d'animo, l'appello anche dalla Chiesa di non chiudersi in se stessi. Lì ormai la situazione si sta per scoppiare, poi scoppia, alla fin fine a meno di un miracolo è difficile fermarla. Quello che si può fare è un lavoro da remoto, che è esattamente quello che noi allegramente stiamo non facendo, chiedere aiuto. E questo è un passaggio non facilissimo. Infatti. Chi probabilmente decide di farla finita, il chiedere aiuto è l'ultima cosa a cui pensa. Ieri sera a Focus anche il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato. I sindaci a loro volta si chiedono cos'altro si può fare per aiutare le persone che hanno bisogno. Un anziano che sta soffrendo, una famiglia che sta soffrendo. Nei comuni come facciamo a intercettare queste particolarità, queste situazioni drammatiche? Attraverso i professionisti. Io nel mio piccolo comune, un comune di 4.000 abitanti, abbiamo 5 assistenti sociali, varie assunzioni con varie tipologie di contratto, per andare proprio a ricercare queste casistiche e cercare di aiutare il più possibile. Dall'altra parte attraverso le associazioni, quindi anche stamane bevevo il caffè con gli anziani prima che partissero per andare a portare gli anziani a fare le visite, e chi magari sempre volontari che hanno più o meno la stessa età, che quindi sono anch'essi in difficoltà ma aiutano. E dall'altra parte un'altra attività che reputo importante, che è quella di portare i pasti agli anziani, soprattutto nei paesi di campagna, l'importanza di andare ogni giorno, qualcuno va, suona il campanello, gli porta da mangiare, vede come stanno le persone. Io dico sempre ai miei concittadini di non aver paura di suonare il campanello al vicino, e magari essere presi anche un po' per impiccioni, ma almeno capire come sta il vicino e non aver paura anche di chiamare in comune se quella persona lì la vede in difficoltà economica, che ha problemi, e cerchi in qualche modo di aiutarla attraverso le professionalità poi dei professionisti in comune che hanno le loro capacità. Questo il sindaco di Cessalto, Emanuele Crosato. Adesso andiamo avanti con gli incidenti stradali. Ce n'è stato uno gravissimo in Friuli Venezia Giulia, nei pressi di Cervignano. Andiamo in diretta da Omar Costantini. A te, Omar. Sì, grazie direttore per la linea. Ci troviamo esattamente sul cavalcavia che attraversa la linea ferroviaria Trieste-Venezia, qui a Cervignano del Friuli, dove è avvenuto nella tarda serata di ieri, intorno alle 20:30, un gravissimo incidente. 2 sono le vittime, uno scontro frontale tra 2 auto, c'è anche una terza auto coinvolta, però per fortuna i 2 occupanti sono usciti praticamente illesi. Come detto, è accaduto intorno alle 20:30. Questo purtroppo è un cavalcavia particolare, già teatro più volte di sinistri anche dall'esito mortale sin dalla sua inaugurazione a metà degli anni 80. Dicevamo, il tutto è avvenuto intorno alle 20:30, le 2 auto si sono scontrate, al vaglio dei carabinieri capire le esatte dinamiche. Sul posto diverse squadre dei vigili del fuoco che hanno operato per diverse ore per estrarre i 2 occupanti dalle lamiere contorte, oltre alle ambulanze e all'elisoccorso. Questa è la situazione, direttore. Di ripasso la linea, chiaramente però lanciamo il servizio che riepiloga quello che è accaduto, insomma, qui a Cervignano del Friuli. E di 2 vittime il bilancio del drammatico incidente avvenuto intorno alle 20:30 di giovedì 26 settembre a Cervignano del Friuli, all'altezza del viadotto della statale che scavalca la sottostante linea ferroviaria Trieste-Venezia. Le vittime: Antonio Vallifuoco, 36 anni, di Cervignano del Friuli, e Giovanni D'Urso, 44 anni, di San Vito al Torre. Per causa in corso di accertamento, i 2 mezzi che viaggiavano in direzioni opposte si sono scontrati frontalmente. Entrambi i conducenti sono praticamente morti sul colpo. Agghiacciante la scena apparsa ai soccorritori, con entrambe le auto trasformate in un groviglio di lamiere contorte. I vigili del fuoco, giunti con più mezzi, hanno lavorato diverse ore per estrarre le salme, per la rimozione dei mezzi e la pulizia della sede stradale. Sul posto anche i sanitari con l'ambulanza e l'elicottero del 118, ma tutto inutile alla fine. Rilievi di legge da parte dei carabinieri. Il viadotto è stato riaperto al traffico dopo la mezzanotte.
Purtroppo si sono spente le speranze di salvare una studentessa 17enne che era stata investita davanti al liceo Selvatico sabato mattina proprio sulle strisce pedonali mentre andava a scuola. Non c'è stato purtroppo nulla da fare. I segni gialli sull'asfalto ancora una volta raccontano di una giovane vita spezzata. A distanza di soli 2 giorni dalla morte di Alessandro De Marchi, 18enne di Mestrino, in un incidente stradale mentre andava a scuola, Padova piange un'altra giovane studentessa. Sofia Gambato, 17enne, di Campodarsego, morta 5 giorni dopo essere stata investita da un'auto mentre stava attraversando la strada per entrare a scuola al liceo artistico Selvatico di via Belzoni. Le condizioni di Sofia si sono aggravate nelle ultime ore e nella notte è stata dichiarata la morte cerebrale. La 17enne sabato mattina è stata urtata dall'auto di un dipendente dell'università che stava andando al lavoro. Lei invece stava attraversando la strada. L'impatto violento scaraventato la giovane sull'asfalto. Nonostante i soccorsi immediati arrivati dal vicino ospedale, la ragazza non ce l'ha fatta. Gravi lesioni provocate dal trauma cranico e dopo 5 giorni il tragico epilogo. In via Belzoni, dopo la notizia della morte di Sofia Gambato, sono comparsi tantissimi cartelli che avvertono gli automobilisti di rallentare per il passaggio degli studenti, a chiedere agli operatori scolastici di appenderli lungo la via sempre molto trafficata i genitori della minorenne distrutti dal dolore. Sofia faceva parte dei gruppi scout e in questi giorni c'erano state per lei veglie di preghiera. Il sindaco di Campodarsego, in segno di lutto, ha deciso di sospendere tutti gli eventi previsti nel fine settimana per la festa dello sport. Servizi di Valentina Visentin e domani a Mestre la grande manifestazione per ricordare Giacomo Gobbatto, il ragazzo, il 26enne del centro sociale Rivolta, che è stato ucciso, accoltellato da un uomo contro cui si era scagliato per difendere una donna che era stata aggredita. Andiamo in diretta a Marghera da Anna Maria Parisi. A te, Anna. Sì, buongiorno direttore, siamo in diretta con una persona che tra le tante conosceva molto bene Giacomo. Sono con Silva Maso della casa Mamadou. Non a caso siamo, direttore, proprio qui con alle spalle la chiesa della Resurrezione, dove Silva con Don Nandino Capovilla, che adesso non c'è, è andato a Napoli per un incontro sulla pace di cui lui è anche uno dei coordinatori nazionali, si incontravano anche qui con Giacomo e con lo stesso Sebastiano, l'amico di Giacomo, che era rimasto anche lui accoltellato quella notte in Corso del Popolo. Vi trovavate qui, Silva, per decidere che cosa? Allora, non ci trovavamo direttamente qua, però partecipavamo a più cose assieme, perché con Sebastiano, Jack e tutti i ragazzi del centro sociale Rivolta e anche del laboratorio climatico Pandora condividiamo valori e battaglie e condividiamo anche un modo di pensare differente, un modo di pensare che va nell'accogliere tutti e tutte, chiunque. E quindi sì, ci troviamo in tutte queste cose, sia con Sebastiano e con i ragazzi che anche con tutto il collettivo di Riprendiamoci la città. Ecco, allora direttore, se sei d'accordo, vediamo una sintesi del servizio che ricorda quello che accadrà domani, il servizio di Ilaria Marchiori, e poi di nuovo qui con Silva Maso. Crediamo che la questione fondamentale di fronte al dolore sia reagire, e crediamo che l'esempio che Giacomo ha portato con le sue tragiche conseguenze abbia fatto aprire gli occhi a tante e tanti. Per questo sabato alle 17 a Mestre centinaia di cittadini, associazioni ma anche forze politiche prenderanno parte alla manifestazione Per Jack, per noi, per tutti, riprendiamoci la città. Promossa da centri sociali e associazioni in ricordo di Giacomo, ma anche per ribadire ancora una volta la necessità di una gestione diversa della città, proprio come avvenne a febbraio 2023. Dobbiamo evitare che questo esercito di invisibili
sia lasciato allo sbando, e in quel momento là da problema sociale, se non viene affrontato in modo adeguato, diventa di problema di criminalità, come è successo esattamente una settimana fa. L'appello di Sebastiano Bergamaschi, amico di Giacomo e accoltellato insieme a lui quella sera in Corso del Popolo, è a non avere paura. A partire da oggi dobbiamo scegliere di tornare a vivere questa città, non chiudersi ognuno nella propria casa, ma tornare a viverla per far sì che ci sia un tessuto sociale che reagisce e la presidia quotidianamente. Ho letto tante parole che ci chiamano eroi, e io non voglio che sia questa la retorica. Non esistono eroi, non esistono superpoteri, esiste la scelta di agire. Per fortuna ci sono tanti modi diversi in cui farlo, noi abbiamo deciso di farlo così, ma il presidio e il tessuto sociale che si può andare a costruire sono una delle tante risposte che si può dare a partire da ognuna di noi. La scelta che abbiamo fatto venerdì sera non è una scelta che si fa in un singolo momento, in una singola giornata, è una scelta che si fa nella vita. Lo rifaresti? 1000 volte. Alla manifestazione parteciperà anche la comunità bengalese, spesso vittima di violente aggressioni. Ogni settimana succede con noi perché i bengalesi maggior parte lavorano al ristorante a Venezia. Tornano più tardi, allora portafogli, sigarette, telefonini, succede spesso, quasi tutti i giorni. Intanto l'autopsia eseguita sul corpo di Giacomo ha rivelato che ad ucciderlo sia stata una sola coltellata. Sono queste le prime conclusioni cui è arrivato il medico legale. Mentre i genitori, distrutti dal dolore, si sono chiusi nel silenzio, ma attraverso un amico di famiglia hanno fatto sapere che al momento non se la sentono di incontrare il sindaco Brugnaro. Servirà del tempo, hanno detto. Ecco, effettivamente servirà del tempo, è la stessa cosa che mi stava raccontando anche Silva, che direttore, dico anche per i nostri telespettatori, Silva è la prima intervista che rilascia in televisione ed è la prima sua diretta, e dice lo faccio per Jack, hai detto? Sì, lo faccio per Jack, per Seba, perché credo sia un dovere politico metterci tutti la faccia, e quindi anche partecipare alla manifestazione di domani credo sia importante per dire basta narrazioni false, per dire vogliamo welfare, per dire vogliamo investimenti che puntino ad accogliere tutti e tutte e dare gli strumenti alla popolazione per poter riprendersi la città, per poterla rivivere, e anche affinché questa morte del nostro compagno non vada persa nel nulla. L'esempio che ci stanno dando questi giovani ragazzi è immenso, lo trovo immenso e veramente bellissimo. Dobbiamo ascoltarli, dobbiamo ascoltare i collettivi, bisogna fare non una rivoluzione ma una ribellione, e non è un caso che ribellione contenga la parola bella, perché vogliamo bellezza per questo territorio che amiamo e che è vissuto da persone di nazionalità diverse. Il mettere assieme nazionalità diverse è ricchezza, perché da sempre quando ci si incrocia e si incrociano più civiltà, più realtà, più arti, più bellezze, ne nasce ricchezza. E noi che con Casa d'Amadou viviamo quotidianamente questo intreccio, non possiamo che dire che ne siamo onorati, quindi basta solo repressione, vogliamo altro, e insieme a Jack, insieme a Sebino e insieme a tutti i ragazzi che si sono impegnati in questo, vogliamo dire ci siamo anche noi, siamo orgogliosi di poter partecipare a questa manifestazione assieme a loro. Prendiamoci per mano e rifacciamo bello il nostro territorio, rifacciamolo bello. Ecco direttore, questo dunque è l'appello di Silva Maso affinché tutti domani scendano in piazza, meglio lungo la strada di Mestre, con l'appuntamento dalle 17 dalla stazione. Vi aspettiamo.
Grazie a Silva Amaso. La linea torna a te, direttore. Grazie a Anna Maria Parisi e a Simone Merlo per la parte tecnica. Adesso torniamo a parlare dell'omicidio-suicidio di Tarzo. C'è Lucio Zanato davanti al Tribunale di Treviso. Ci sono novità anche per la strage compiuta da Massimo Pestrin, che uccise il fratello e la cognata. A te, Lucio. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Sì, intanto la prima notizia, quella che la dottoressa Gabriella Cama, che è il pubblico ministero titolare dell'indagine su quanto è successo ieri mattina a Colmaggiore di Sopra di Tarzo, dove Giancarlo Gaio, 89 anni, ha ucciso la moglie Cesira Bianchetti di 82 e poi si è ucciso. Ecco, dicevo, la titolare dell'indagine oggi ha confermato l'apertura di un fascicolo con l'ipotesi appunto di omicidio-suicidio, un atto dovuto evidentemente, ma che dà il senso della prosecuzione, diciamo così, della storia. Una storia pietosa, l'abbiamo raccontata ieri con i diversi servizi che tu hai riproposto oggi, e che fa pensare, perché c'è una linea che è quella proprio giudiziaria per capire bene cosa è successo. Non a caso nei prossimi giorni ci sarà l'autopsia, è stata conferita al dottor Alberto Furlanetto come anatomopatologo, ma c'è anche l'altra strada, cioè che è quella che interroga la società, il sostegno che va dato alle coppie che affrontano la terza età, le difficoltà della terza età, i problemi di salute e che si sentono sempre più soli, e quindi il mal di vivere che piano piano erode la sensibilità di ognuno. E questo, diciamo, è la prima notizia che è arrivata qui dal Palazzo di Giustizia, quindi la prosecuzione dell'indagine e l'affidamento ad Alberto Furlanetto, che nei prossimi giorni comunque farà l'autopsia. La seconda invece notizia riguarda l'udienza. Come hai già accennato tu, direttore, noi ricordiamo il 3 maggio del 2023 Massimo Pestrin, 51 anni, guardia giurata in un momento di sospensione e anche in notevoli difficoltà, diciamo così, personali, con una separazione e una figlia. A un certo punto è andato a vivere con il fratello e la cognata, Lino Pestrin e Rosanna Trento. Fatto sta che insomma il 3 maggio del 2023 lui dice, perché si sentiva perseguitato, ha preso la pistola e ha ucciso sia il fratello che la cognata. Oggi appunto in Corte d'Assise c'è stata l'udienza per stabilire se era capace di intendere e di volere proprio in quei momenti. Ricordiamo che si va verso il rito abbreviato, quindi la pena rischia una pena di 20 anni di reclusione, però sentiamo l'avvocato Fabio Crea al termine dell'udienza, l'abbiamo intervistato, sentiamo cosa ci ha detto a proposito appunto di questa perizia psichiatrica e soprattutto quali sono le prospettive proprio per il proseguio delle udienze, ma soprattutto per quanto riguarda la sentenza. E poi linea a te, direttore. Avvocato Crea, oggi l'udienza per stabilire la capacità di intendere e di volere dell'imputato, cosa è emerso? Sì, è stato sentito il perito incaricato dalla Corte d'Assise, la quale ha concluso circa una piena capacità di intendere e di volere del Pestrin al momento del fatto, pur individuando, unitamente a quello che aveva già rilevato il consulente del PM, cioè un disturbo paranoide di personalità, anche un disturbo intellettivo lieve, che secondo noi è un elemento comunque di rilevanza penale. Quanto ha inciso la situazione personale, la separazione e il dover stare a carico del fratello nella sua vita personale? Questa è una domanda che ho esplicitato al perito e ha risposto in maniera precisa. La questione relativa alla convivenza con il fratello e la cognata non era probabilmente elemento di grande disturbo, ma certamente la situazione familiare con l'ex moglie, piuttosto che le problematiche lavorative, gli incidenti che aveva avuto prima, è all'interno del suo contesto di personalità un elemento di forte rigidità ideativa, così ha concluso il perito, che a mio giudizio è rilevante ai fini della determinazione e della capacità volitiva del Pestrin. Ecco, Pestrin diceva che insomma si sentiva perseguitato, prosegue nella sua convinzione?
Quello che lui ha più volte dichiarato sicuramente rimane agli atti. Questo non è elemento che, ed è anche condivisibile, che secondo il perito e i consulenti determina incapacità di intendere e di volere, però sicuramente è un elemento della sua personalità, è un elemento del suo segmento di vita che purtroppo l'ha interessato con questo fatto micidiario, ed è certamente un elemento che avrà una sua rilevanza all'interno del processo penale. Grazie a Lucio Zanato da Tribunale di Treviso. Lutti per la violenza ma anche per le malattie, purtroppo. Vediamo la prima pagina della Nuova Venezia. 4 mesi fa la diagnosi, Massimo muore a 25 anni per una leucemia rara. Massimo Colautti era un barista, giocatore di tennis tavolo che aveva militato in Serie B, viveva a Gruaro. Prima dell'estate aveva scoperto di essere malato e poi dal Mattino di Padova c'è la morte di Daniela, muore a 44 anni, a pochi mesi dal marito, lascia 2 figli. A Brugina è successo, dove risiedeva da anni, aveva scoperto la malattia oncologica un paio di mesi dopo la scomparsa del coniuge. Purtroppo brutte notizie che ovviamente i giornali danno perché sono persone conosciute. Sono molto conosciute. Vediamo adesso il giallo, ancora giallo per la morte di Alex Marangon. Erano comparse sui social delle pietre del Piave su cui qualcuno aveva scritto frasi offensive anche nei confronti del proprietario dell'abbazia in cui si era svolto il rito sciamanico. Il padre di Alex le aveva pubblicate e poi ha deciso di toglierle perché non vuole istigare alla violenza. Questo è l'appello che voglio fare, cioè cerchiamo di aspettare le conclusioni della magistratura. Prima le frasi intimidatorie su cartelli e sassi, poi i post social. Resta atteso il clima attorno al caso di Alex Marangon, il 25enne di Marcon trovato morto sul Piave 2 giorni dopo la sua partecipazione a un rito sciamanico presso l'abbazia di Vidor, diventata uno dei simboli di una fine ancora avvolta nel mistero, con un fascicolo per omicidio volontario aperto in procura a carico di ignoti. L'avvocato Cesare Dalmaso rappresenta il conte proprietario dell'immobile, Giulio Da Sacco, finito al centro di queste intimidazioni. Conte, vergognati della tua vita, una delle scritte. Stemperare i toni per il legale di Da Sacco è la priorità. A noi interessa ritrovare un equilibrio e noi ovviamente ne prendiamo buona nota, segniamo, conserviamo, però al momento stiamo solo riflettendo. Una riflessione era stata anche avviata, conferma lo stesso avvocato, nei confronti del papà di Alex, Luca Marangon, che sulla pagina Facebook Verità per Alex aveva condiviso anche delle foto che riprendevano alcune delle scritte più dure. Poche ore dopo il post di scuse con lo stesso Marangon che dice di essersi reso conto soltanto in un secondo momento che nel blocco di immagini che gli era stato inviato da Vidor, quasi tutti sassi con la scritta Verità per Alex, alcune erano riferite al conte. Insomma, un errore. Non voglio essere artefice di istigazione a violenza e resto fiducioso sull'operato della procura. L'auspicio di Luca Marangon, per questo al momento non ci sarà nessuna querela. Si è pensato di non agire in alcun modo, cioè di portare pazienza, ulteriore pazienza. Si è capito che i genitori di Alex sono sconfortati, sono in preda a questo dolore comprensibile e che quindi non riescono ad avere tranquillità nell'affrontare la vicenda. Servizio di Christian Arboit, ancora un gravissimo episodio di bullismo femminile a Padova. Una 14enne è stata picchiata da sue compagne di classe. Sentiamo in diretta Valentina Visentin.
Sì, proprio così, ancora un episodio di bullismo, questa volta non in città, non nelle strade del centro come avevamo raccontato in passato, ma proprio a scuola, in un istituto professionale di Noventa Padovana, dove una ragazzina di 14 anni 2 giorni fa è stata brutalmente aggredita da alcune compagne di scuola che si sono presentate in classe in una sorta di spedizione punitiva. Nel nostro servizio fatto da Chiara Gaiani le parole della mamma della 14enne e poi faremo il punto su questi fenomeni con David Polezzi, psicoterapeuta dell'età evolutiva. Erano 7-8 ragazze, dopo ci sono aggiunte anche le altre, non sappiamo proprio nomi di tutti, però abbastanza nomi sono stati detti ai carabinieri. L'hanno accerchiata, questa qua è partita subito con le botte, le ha dato i pugni in faccia, è svenuta, quindi non si ricorda, aveva preso botte ovunque, diciamo. La professoressa ha cercato di intervenire, è stata respinta da queste ragazze e qualcun altro aveva chiamato in soccorso gli altri professori, i 5-6 maschi che l'hanno preso Martina, l'hanno salvato Martina, l'hanno tirata fuori dalla folla. Parole drammatiche raccontate mentre porta la figlia di nuovo al pronto soccorso. È la mamma di una 14enne al telefono, frequenta la scuola DF di Noventa Padovana. Qui mercoledì mattina la ragazza è stata affrontata da un gruppetto di studentesse che non hanno esitato a entrare in classe per picchiarla, colpevole di aver fatto il nome di chi le aveva passato una sigaretta elettronica. Minacciata e avvertita più volte, mercoledì all'arrivo a scuola molte compagne cercano di dirle di chiamare qualcuno. Chiama tuoi genitori, chiama tuo fratello, chiama chi vuoi, ma qua succedono cose brutte. Sono venuti a avvertirlo anche 2 ragazzi in classe e sono state allontanate da professoressa, sempre da professoressa che si trovavano in classe con loro. Finisce molto male. Sanguinava a un dente, allora un dente è stato, un dente era un dente provvisorio, era una protesi, quindi quello è stato rovinato e quindi è senza dente, l'altro è stato scheggiato, ha male il naso e ha il labbro rotto, diciamo. Solo qualche ora dopo la mamma, avvertita dalla scuola, va a prendere la figlia. Uno shock vederla, confessa, ma la battagliera donna prova a chiedere ragione a chi ha ridotto così la ragazza e si porta alla fermata dell'autobus vicina alla scuola. Sono partita arrabbiata, però volevo chiedere le spiegazioni, di avvertire di non toccare più mia figlia. Invece questi qua sono partiti con pugni. Sull'accaduto interviene anche Riccardo Dalla Valle, preside dell'istituto DF. Forme di prevaricazione e di violenza sia fisica che verbale non possono in alcun modo essere tollerate all'interno del nostro istituto scolastico. Il personale è intervenuto immediatamente per sedare la zuffa e le studentesse coinvolte sono state sospese con effetto immediato. L'istituto, oltre al coinvolgimento dei rispettivi genitori, ha provveduto a informare le forze dell'ordine e rimane a loro completa disposizione qualora si rendano necessari ulteriori approfondimenti. Avete sentito le parole della mamma e anche le immagini di questa aggressione accaduta a scuola, insomma, in un ambiente in cui si parla di bullismo e c'è anche una maggiore sensibilizzazione. Come mai queste ragazze si sono sentite quasi impunite ad agire nell'ambiente scolastico? Allora, il fenomeno del bullismo in qualche modo è un fenomeno che esiste un po' in vari contesti e non credo che sia del tutto eliminabile. Certamente con campagne varie di sensibilizzazione può essere arginabile, però credo che servano 2 messaggi. Il primo è quello di comunicare che questo non è il modo adeguato di risolvere alcune controversie e l'altro punto è quali sono le conseguenze a cui verranno sottoposte queste ragazze, perché se questo comportamento così grave, così raro non viene sanzionato con delle conseguenze concrete, il messaggio non credo che arrivi. Anche i genitori possono fare qualcosa nel momento in cui capiscono che il figlio si è reso protagonista di episodi così gravi? Sì, certamente fa parte del mestiere dei genitori quello di correggere i comportamenti sbagliati dei figli, quindi questo spesso si concretizza in errori molto piccoli e quotidiani. Ecco, è importante che i genitori li aiutino a capire che questo non è un errore né molto piccolo né frequente, quindi deve avere delle conseguenze più importanti.
La violenza giustificata o la violenza gratuita che magari vediamo e impunita, che vediamo spesso anche nei social network, contribuisce nei giovani a mettere in campo episodi di violenza. Il bullismo c'è sempre stato, ma episodi così violenti come quello di questa ragazzina che è stata brutalmente picchiata. Noi sappiamo che noi impariamo dagli esempi e alle volte siamo circondati da esempi positivi come quelli forniti dai social, alle volte gli stessi social forniscono esempi negativi e quindi spetta un po' agli educatori, nel senso di genitori e insegnanti, guidare i ragazzi nella comprensione dei vari esempi. Grazie mille a David Polezzi, da Padova è tutto, linea allo studio. Grazie Valentina Visentina, Cristian Roque Allende per la parte tecnica. È passata la riforma del ministro Valditara, tra le misure chi prende il 5 in condotta viene bocciato, questa è la conseguenza. Chi picchia delle ragazze o dei ragazzi o dei bambini nelle scuole, caro ministro Valditara, dovrebbe essere non sospeso ma espulso. Vanno buttati fuori quelli che riducono in 4 o 5 una ragazza, come in questo caso indifesa, che riporta gravi lesioni. Andiamo avanti col processo dei tamponi rapidi del Covid. Ieri in tribunale a Padova una nuova udienza del processo che vede quali imputati Roberto Rigoli, ex coordinatore delle microbiologie del Veneto, e Patrizia Simionato, ex direttrice generale di Azienda Zero. A fine ottobre verrà sentito come testimone il professor Andrea Crisanti. Sentiamo Valentina Visentina. In aula le parole dei due manager della Abbott, la multinazionale irlandese produttrice dei tamponi rapidi al centro del processo, hanno ricostruito la giornata del 28 agosto del 2020, quando i test rapidi vennero consegnati alla microbiologia dell'ospedale Caffoncello di Treviso. Nuova udienza in tribunale a Padova nel processo che vede imputati il professor Roberto Rigoli, all'epoca capo delle microbiologie del Veneto, e l'allora direttrice generale di Azienda Zero, Patrizia Simionato, accusato di falso ideologico e turbativa d'asta nel procedimento di scelta del contraente. I due imputati ieri non erano presenti in aula. Nel pieno della pandemia da Covid-19 i test erano necessari per garantire lo screening e il tracciamento dei contatti dei casi positivi. Secondo l'accusa, i tamponi Abbott sarebbero stati utilizzati senza effettuare verifiche approfondite, mentre per gli avvocati difensori di Rigoli e Simionato i test sarebbero stati già scientificamente validati dalla certificazione. Prossimo atto del processo il 24 ottobre, quando in aula verrà sentito come testimone il principale accusatore, il professor Andrea Crisanti, oggi senatore del PD, che prima di Rigoli era a capo delle microbiologie del Veneto. Fu proprio un esposto di Crisanti a far partire l'indagine della Guardia di Finanza. Crisanti verrà sentito come testimone ma non potrà essere interrogato su questioni tecniche e scientifiche. Notizia dai giornali locali: la morte di una donna, una pittrice di 32 anni, che è stata uccisa da una zucca alla quale era allergica e senza pare che fosse al corrente di questa refrattarietà alla zucca. Aveva mangiato a cena. Marta Bianca, residente a Salzano, si è sentita male ed è morta in ospedale. In passato aveva lavorato per Prada. Torniamo a Padova perché ci sono stati provvedimenti contro dei giovani che hanno partecipato a corse clandestine in sella a delle moto, andando a folle velocità. Sentiamo. All'arrivo delle sirene della polizia, un muro di moto ha cercato di impedire agli agenti di scendere dall'auto ed identificare i partecipanti al raduno automobilistico clandestino. Teatro delle gare a folle velocità il rettilineo di Via Svezia in zona industriale. Erano quasi 400 tra motociclisti e automobilisti che domenica pomeriggio si stavano sfidando pericolosamente, mettendo a repentaglio non solo la loro vita ma anche quella di un centinaio di persone che stavano assistendo alle gare organizzate per commentare
commemorare la scomparsa di Luca Salvadori, noto pilota e youtuber. I poliziotti, nonostante l'accerchiamento, sono riusciti a far disperdere le moto, riuscendo poi ad intercettare una quarantina di giovani, tra cui vari minori, e bloccando lo starter che si trovava in mezzo alla strada, pronto a dare il via alla competizione illegale. I motociclisti, tutti con il casco scuro calato sul volto, avevano rimosso anche le targhe delle moto per non farsi riconoscere. Alla fine la questura di Padova, dopo aver identificato una cinquantina di persone, ha disposto 28 fogli di via obbligatori nei confronti di altrettanti giovani. Uno dei presenti, un 53enne, ha inveito e offeso gli agenti minacciandoli di usare il fucile contro di loro, e per questo è stato denunciato. Nella perquisizione a casa sono state sequestrate alcune armi regolarmente detenute, assieme ad un silenziatore e a varie munizioni non dichiarate. A dare l'allarme della gara clandestina domenica pomeriggio alcuni testimoni. Il raduno abusivo era stato organizzato attraverso il passaparola sui social e in rete. Andiamo a Marostica perché c'è una polemica in Consiglio Comunale sulle antenne. Ci racconta tutto Chiara Gaiani. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Marostica, per la precisione, lungo la strada che porta in una delle tante frazioni di questo splendido comune collinare, con il collega Renzo Rigon della frazione Valonare. Ringraziamo Giorgio Santini, che è capogruppo di minoranza del gruppo Marostica per Tutti. Ieri, lo dicevi, in Consiglio Comunale si è parlato di antenne 5G, tra l'altro insomma alle nostre spalle lo potete anche leggere il cartello, ne abbiamo incontrati altri lungo la strada, proprio che con i residenti, con le persone che vivono qui contrarie all'installazione di un'antenna che invece avverrà perché c'è stato un accordo con un privato. In Consiglio Comunale la minoranza ha portato una mozione che poi è stata ritirata, con la promessa da parte dell'amministrazione di parlarne in commissione. Che cosa chiedete a nome anche di tutti i cittadini, a garanzia di tutti i cittadini che vivono nelle aree, non solo in queste dove sorgerà, ma anche nelle aree dove sorgeranno antenne in futuro? Sì, noi chiediamo con forza, e l'abbiamo appunto messo nella mozione presentata ieri, che ci sia una discussione operativa di merito con il Comune per affrontare un problema che a nostro avviso va risolto in modo diverso da come si sta ponendo la situazione, cioè non con uno scontro, ma dotando il Comune degli strumenti per poter parlare con chi intende installare antenne oggi e anche in futuro, e anche senza però pregiudicare i diritti dei cittadini, soprattutto il diritto alla salute, che è un diritto tutelato dalla Costituzione, tutelato dalla legislazione, e direi che è un diritto fondamentale. Allora, questo è il punto. Adesso a che punto siamo? Siamo al punto in cui ci sono incontri, trattative, discussioni. Il Comune sta giustamente pressando il soggetto privato perché minimizzi tutti i rischi, possibilmente anche, anche quelli che magari non erano conosciuti. Ci sono anche aree con persone fragili in questa zona. E per rafforzare questa azione del Comune, che noi ovviamente condividiamo, c'è la possibilità, e noi diciamo per oggi e anche e soprattutto per domani, di dotare, come dice una legge proprio uscita negli anni scorsi, di dotare i comuni di uno strumento per operare in queste situazioni. Lo strumento è, diciamo così, la programmazione territoriale. Ecco, esattamente in che cosa consiste? Nell'individuazione di alcune aree adatte, perché ovviamente nessuno è contro il futuro e il 5G, noi tutti in tasca abbiamo uno smartphone e questo insomma è sicuramente il futuro. Concretamente significa, nella sostanza, pianificare il territorio, individuando ovviamente in via teorica, non in via pratica, perché poi quello sarà il gioco degli interessi anche privati, però delle aree che non hanno preclusioni. Questa cosa nasce da una sentenza è stata fatta negli anni scorsi, che ha affermato il diritto del Comune a dire di no all'insediamento di queste antenne se dispone nel suo territorio di un'alternativa che permetta l'installazione delle antenne senza pregiudicare o senza limitare la salute dei cittadini. Allora è chiaro che in un territorio molto vasto come il nostro territorio questa cosa non è sicuramente semplice, ma è possibile.
e si può realizzare. Allora, se l'azione del comune che si è impegnato, diciamo così, per contrastare gli effetti negativi di questa antenna in quest'area, se l'azione del comune fosse ispirata anche da questo criterio che noi abbiamo posto ieri e che è previsto dalla nostra legislazione ed è già attuato e riconosciuto anche già in parecchie sentenze esecutive, questo potrebbe aiutare a risolvere il problema. Quindi adesso aspettiamo questo incontro, ci auguriamo che sia nei prossimi giorni, e sarebbe un incontro che farebbe fare un salto in avanti a una situazione che oggi oggettivamente è sostanzialmente ancora incastrata nella polemica e nello scontro tra chi installa le antenne e la salute dei cittadini. Allora noi davvero ringraziamo Giorgio Santini, ricordo capogruppo in Consiglio Comunale di Marostica per Tutti, una vicenda che continueremo a seguire. Ringrazio Renzo Rigon da Marostica, la linea può tornare allo studio. Grazie a Chiara Gagliani e a Renzo Rigon per la parte tecnica. Adesso andiamo a vedere un Veneto che ancora si sta leccando le ferite per l'ultima ondata di maltempo. Sentiamo Luisa Bertini, problemi lungo la Riviera Berica perché ci sono stati anche smottamenti, dissesti vari. Sentiamo. Dopo il maltempo di lunedì si continua con il ripristino, ancora ci sono 4-5 strade chiuse, qui a Longare siamo nella zona di Lumignano, frane che hanno devastato non solo la montagna ma che si sono portate a valle. Che cosa è successo lunedì e come siamo, a che punto siamo adesso, Sindaco? Buongiorno a tutti innanzitutto, la situazione è ancora veramente molto pesante, lunedì è successo un evento atmosferico davvero fuori portata che ci ha messo oggettivamente in ginocchio e in questo momento sono in corso tutte le operazioni di prima messa in sicurezza, stiamo cercando di limitare i danni ma soprattutto di concentrarci in quello che riguarda la pulizia dei fossati per fare in modo che il deflusso delle acque che proviene da monte possa trovare il suo naturale decorso, quindi sono ore difficili e la conta dei danni sta dando le prime indicazioni che sono veramente pesantissime. Siamo qui e stiamo lavorando. È possibile avere un'indicazione di quali danni, che tipo di danni, una quantità? Ma ci sono, come diceva giustamente, numerose vie che sono ancora interdette per frane, ci sono ancora una serie di situazioni di isolamento e danni anche ovviamente al patrimonio privato, sono davvero ingenti, ci sono famiglie che hanno perso veramente tutto, hanno perso automobili, hanno perso utensili, tutto quello che c'è all'interno di una normale situazione familiare e poi ci sono una serie di danni al patrimonio pubblico, abbiamo censito finora, come si diceva giustamente, 6 o 7 o addirittura di più frane perché l'evoluzione in questi minuti continua a darci appunto aggiornamenti purtroppo negativi, quindi il patrimonio pubblico è veramente in grossa difficoltà. Lunedì voi vi incontrerete con i sindaci della Riviera Berica anche per fare il punto, per fare fronte comune e per chiedere che i ristori ai privati così come ai pubblici vengano messi a disposizione. Sì, questa è una situazione estremamente pesante, adesso noi attendiamo e confidiamo in una risposta che sia davvero celere da parte dello Stato. Oggi le nostre persone, i nostri concittadini hanno veramente bisogno di risposte concrete, dobbiamo superare le lungaggini della burocrazia e dobbiamo dare un riscontro immediato perché oggi c'è veramente la necessità di far vedere che lo Stato c'è, è presente ed è pronto a dare delle risposte in questo momento. Poi nel medio-lungo termine c'è la necessità veramente di ripensare tutto quello che riguarda il tema idrogeologico, c'è necessità di investimenti. Noi come comuni abbiamo le idee ben chiare, abbiamo un piano di gestione delle acque, sappiamo quali sono gli interventi necessari che si rendono veramente necessari, però abbiamo bisogno che lo Stato ci sia e soprattutto che ci dia la possibilità di investire, abbiamo bisogno di risorse e queste sono troppi anni che mancano all'interno di questo territorio. Ecco, come avete sentito la situazione è in lento miglioramento ma è ancora critica qui a Longare. Io ringrazio il Sindaco per essere stato con noi. Grazie Luisa Bertini, all'operatore Simone Squarcina. Vediamo i danni a Castelfranco, nuovamente allagata dalla Venale.
benissimo che vengano coinvolte, che vengano stimolate tutte le entità che devono e possono mettere in campo opere strategiche a tutela dei cittadini, a tutela della città, ma è necessario che anche il Comune si adoperi per quello che è possibile al Comune per mettere in campo soluzioni e risorse, anche a costo di dover posticipare opere già programmate. Mettere mano al bilancio comunale e fare nuove scelte di fronte a un territorio che in questi mesi ha dimostrato numerose fragilità in centro come nelle frazioni. Così Fratelli d'Italia, che a Castelfranco e tra le forze di maggioranza, chiede al sindaco Marcon una ricalibrazione dei capitoli di spesa. Ci sono opere che il Comune può mettere in campo, anche che possono essere sembrare di piccolo impatto, come può essere la pulizia dei fossi, l'attenzione sul taglio dell'erba, sulla raccolta dell'erba nei fossi. Quali capitoli possono in qualche modo aspettare secondo lei? Ma è necessario che naturalmente la Giunta faccia le sue opportune valutazioni in questo senso. Ma non c'è solo Castelfranco a interrogarsi sul maltempo e tutta la Marca. A Casier, altro comune colpito nei giorni scorsi, il sindaco Renzo Cararetto chiama in causa gli stessi cittadini. Molti piccoli fossati sarebbero in capo ai privati. Posso dire che siamo talmente veloci a scaricare le colpe, ma non possiamo sempre scaricare la colpa. Dobbiamo anche cercare di collaborare ed essere dei cittadini che si mettono a disposizione e cercano di contribuire, perché io ho anche dei terzisti che arrivano magari una volta all'anno per fare l'operatività agricola, non li vedi più e naturalmente i fossati sono in condizioni pietose. Adesso monitorerò uno per uno e cercherò con la polizia municipale e chi di dovere di andare a applicare le sanzioni dovute. Intanto a Casier come altrove si procede con i servizi straordinari di Contarina per la rimozione del materiale distrutto dal maltempo. Resta l'appello ad attestare i danni in vista di ancora futuribili rimborsi. Stiamo dicendo di documentare tutto, non scaricando le colpe ma mettendo da parte per poter recuperare. Oggi in regia Francesco Cerone e Italo Morao. Torniamo nel Vicentino perché i sindaci sono sul sentiero di guerra sempre per il maltempo, chiedono che i cittadini vengano subito date delle risposte. Notte di apprensione per il Bisatto, qual è la situazione? Sì, ci aveva un po' allarmato il bollettino meteo di ieri pomeriggio che prevedeva una criticità lungo l'asta del fiume Bisatto. In realtà l'abbiamo monitorato ieri sera, stanotte, e abbiamo visto che fortunatamente criticità non ce ne sono state. È passata, adesso confidiamo nelle previsioni del prossimo e nelle piogge dei prossimi giorni che siano piogge normali. Piogge normali perché a mettere in difficoltà i comuni interessati dall'ondata di maltempo di lunedì è stata proprio la portata eccezionale delle precipitazioni, quantità d'acqua piovuta in poco tempo che non ha avuto il modo di essere smaltita. Dorsale dei Berici che ha fatto i conti anche con numerose frane e smottamenti. La situazione adesso è rientrata, abbiamo tutti i canali torrenti rientrati, fortunatamente abbiamo ancora delle criticità su aree private relativamente a degli smottamenti. Adesso insieme con i privati faremo il possibile per intervenire, per recuperare un po' la situazione. È chiaro, dobbiamo avere la forte collaborazione da parte dei privati, che anche loro si devono interessare a sistemare un po' le aree per evitare che ci siano ulteriori smottamenti. E lunedì proprio i sindaci dei territori interessati dall'ultima ondata di maltempo, dal Basso Vicentino alla Riviera Berica, si incontreranno per fare il punto con gli enti preposti. Adesso faremo una ricognizione, chiederemo ai privati di depositare in comune materiale, spese, fotografie, quello che si rende necessario. Lunedì prossimo mi pare che abbiamo un incontro fra sindaci coinvolti in questo evento meteorologico, qui sindaci dei Colli Berici e con gli enti preposti, e vediamo cosa riusciamo ad ottenere, e soprattutto quello che ci interessa è quello di dare delle risposte fresche, importanti, immediate, voglio dire, perché è quello poi che interessa il cittadino in particolare. 2 minuti di pubblicità e poi torniamo con altri collegamenti, altri servizi. State con noi. Di
nuovo in diretta con Focus TG. Stasera saremo alla fiera di Treviso e parleremo di autonomia con il presidente della regione Luca Zaia e con Alberto Stefani, segretario regionale della Lega, e ovviamente ci saranno tanta gente. È la festa della Lega, del Carroccio a Treviso. Sull'autonomia sentiamo cosa ha detto ieri sera a Focus il presidente dell'intergruppo Lega Lista Zaia, Alberto Villanova, in Consiglio regionale. L'orgoglio digitale del paese, e guarda caso per la prima volta vengono raccolte le firme in maniera molto semplice, rimanendo dal divano di casa con lo SPID finalmente si può votare sia sull'autonomia che sulla cittadinanza. Infatti hanno raggiunto numeri notevoli nel giro di poco tempo. Stanno raccogliendo firme per un referendum che, se noi dovessimo guardare quella che è la legge, non potrebbe essere celebrato perché stanno cercando di abrogare una legge di un collegato di bilancio, e quindi teoricamente questa è una legge che non potrebbe essere abrogata tramite referendum. Però questo è un paese molto particolare, no? Dove può succedere anche l'imponderabile, no? E quindi ci aspettiamo di vedere insomma cosa succederà se verrà accettato questo referendum. Quello che è inaccettabile secondo me è l'insieme di menzogne che sono state raccontate in questi mesi, in queste settimane, durante l'estate, per raccogliere le firme, perché ne abbiamo sentite di tutti i colori. Abbiamo sentito della Spacca Italia, la secessione dei ricchi ormai è diventato un ritornello che usano da anni, questo ormai dovrebbero registrarlo come marchio, la secessione dei ricchi. Il fatto che l'Italia è spaccata per colpa dell'autonomia, che ancora l'autonomia non esiste in questo paese, cioè noi non l'abbiamo mai vista, eppure l'Italia è spaccata per colpa dell'autonomia che non c'è, ok? Hanno raccontato che ci sarà il disastro del Sud che resterà indietro, come se adesso il Sud non è già indietro nonostante il centralismo romano che c'è dall'inizio di questa Repubblica. Ce ne hanno raccontate di tutti i colori. Riescono a dire nella stessa frase, e questo capita spesso anche in Consiglio regionale, che è un'autonomia che non porterà un euro in più al Veneto, e quindi ci dicono che è un'autonomia vuota, che non è una scatola vuota, però allo stesso tempo creerà disastri al Sud, e questo non si riesce a capire come, cioè se non porta un euro a noi, com'è che crea disastri al Sud? Ma la cosa secondo me fantastica è quando parliamo dei LEP. Questo oggi abbiamo visto sui giornali, no, che c'è questa... E quando ho visto la commissione guidata da Cassese, no? Un costituzionalista molto importante, inserire il tema del costo della vita, ho detto, oh, finalmente iniziamo a ragionare di qualcosa di serio. Finalmente qualcuno ha preso in mano il tema dei LEP, i livelli essenziali di prestazione, e lo sta esaminando in maniera seria. Perché si può considerare i costi standard in un paese come il nostro, dove il costo della vita tra noi che viviamo in Veneto e il Sud cambia di un 20 se non un 30% in alcune zone, cioè la vita costa meno al Sud di un 20-30%. Si possono considerare i costi standard senza tener conto di questo, e c'è qualcosa che sembra scritto nella pietra, ma io non capisco perché. Perché quando parliamo di costi standard, di LEP, si dà per scontato che questi debbano comportare un aumento di spesa o un aumento di soldi al Sud? Punto di domanda? Punto di domanda ieri sera Alberto Villanova, contrario all'autonomia, e tra i promotori del referendum per abrogarla anche Andrea Martella. Tutto il campo largo si è schierato contro l'autonomia. Sono state depositate oltre 1 milione di firme. Vediamo. Prima del 3 ottobre c'è un'altra data, è quella di oggi, il 26 settembre. Sono state presentate 1.200.000 firme in Cassazione per abrogare questa autonomia differenziata, che noi riteniamo sbagliata e pericolosa, che non faccia nemmeno gli interessi dei veneti. L'iter per un referendum abrogativo della legge sull'autonomia dunque continua. Era l'unica strada per fermare il decreto Calderoli, spiega il senatore Martella. Ma anche per aprire nel Paese un dibattito su un modello di autonomia diverso, davvero utile ai cittadini e vicino alle amministrazioni. Una volta depositate le firme, la Corte Costituzionale si dovrà esprimere sull'ammissibilità del referendum. Notizia che abbiamo che si dovrebbe esprimere nei primi mesi del 2025, entro febbraio. Se
la Corte Costituzionale si esprimerà positivamente, le firme sono state raccolte e si andrà al referendum nel mese, cioè nella primavera del 2025. Intanto il 3 ottobre il presidente Zaia sarà a Roma per ufficializzare la richiesta al ministro Calderoli di procedere con le 9 materie non LEP per il Veneto. Riguarda le materie non LEP, cioè quelle che non hanno bisogno dei livelli essenziali delle prestazioni. Anche su questo però le regioni delle varie parti d'Italia hanno qualcosa da dire, perché se tu fai LEP li fai sulla base della spesa storica e non dei fabbisogni reali, e rischi di cristallizzare le divisioni, le disuguaglianze territoriali che già esistono. E poi c'è il dibattito sulla cittadinanza, anche qui un referendum proposto dal Campolargo, raccolte 700.000 firme per consentire di far ottenere agli stranieri la cittadinanza non dopo 10 anni ma dopo 5 anni. Sentiamo cosa hanno detto a riguardo i trevigiani. La cittadinanza di immigrati serve accelerare. Certo, serve accelerare perché sono delle persone, sono degli esseri umani che hanno bisogno di integrarsi e noi abbiamo bisogno di loro, e il mondo è di tutti, non solo nostro. Dipende da tante cose. Io sono per la cittadinanza iure soli, quando si nasce in un paese si acquisisce la cittadinanza. D'altra parte questi stranieri contribuiscono in maniera importante alla nostra economia. No, secondo me è giusto, perché sono comunque persone che vivono in questo contesto e hanno dei diritti. E anche questo secondo me è un diritto che va garantito. Se fa la dimora qua, vive qua e lavora, mi sembra più che legittima concedergli la cittadinanza. Io sono stato 20 anni in Germania e sono ancora italiano. Io penso non serve la cittadinanza, ti devi solo integrare. Là dipende da come si presenta lo straniero, se ha studiato, se è capace di integrarsi con la nostra legge. Lei è addirittura per lo ius soli? Sì, sì, sicuramente. Si parla anche tanto di ius scholae. Io credo che sia molto importante soprattutto come si comportano queste persone, perché ci sono degli italiani che non hanno diritto di essere chiamati italiani, e questo è il problema. C'è anche da aggiungere che secondo me un percorso scolastico, per ad esempio qui ti sento un po', sarebbe importante, perché è giusto anche incentivare l'integrazione, cioè ci deve essere una reale integrazione. Io dico che un ragazzo che è nato qua, fa le scuole, si diploma qua, deve avere la cittadinanza. Se uno è nato, studiato qua, mi sembra giusto che abbia la cittadinanza. Che cosa c'è di male? Cioè, se la persona si comporta bene, per me hanno i diritti di essere tutti cittadini del mondo e di tutte le nazioni. C'è stata una seduta infuocata al Consiglio Comunale di Castelfranco. Il sindaco Marcon ha definito misogine alcune frasi pronunciate dal consigliere Sartoretto, il quale ha detto: io non chiedo scusa, chieda scusa il sindaco. Inutile che scuota la testa la scuotono i cagnolini che una volta mettevano dietro le macchine. Lei deve dare una risposta a quello che le ho detto. Per quanto riguarda l'assessore Garbuio, vede assessore, sono io basito di come con la spocchia lei pensi di cavarsela. Sono queste le parole pronunciate da Sebastiano Sartoretto alla sesta ora di un consiglio comunale di per sé già infuocato. Toni Aspri, che le dirette interessate, Marica Galante, vice sindaco, e Roberta Garbuio, assessore, non hanno affatto apprezzato. Parole ed epiteti offensivi, dicono in una nota. Per il sindaco Stefano Marcon, attacchi al limite della misoginia. Si è superato il limite rispetto alle offese e rispetto a quella che io considero essere un mancato rispetto della condizione di genere. Questo lo fanno con l'assordante silenzio del resto del gruppo delle opposizioni. Anche questa è una questione che secondo me bisognerebbe mettere in evidenza. In questi tempi dove le questioni di violenza sulle donne sono purtroppo quotidiane, io penso che i rappresentanti delle istituzioni debbano dare l'esempio nell'esercizio del loro ruolo. Penso proprio che si demarchi una
una presunzione misogina e patriarcale che non è la prima volta vediamo essere espressa dal consigliere Sartoretto. Il minimo che dovrebbe fare è chiedere scusa pubblicamente lui, e mi aspetterei anche sentire battere un colpo da parte del partito che rappresenta. Il diretto interessato non ci sta, le critiche erano solo politiche sullo spostamento del mercato e sul posizionamento dell'archivio storico. Credo di non dover chiedere scusa a nessuno, né alle due assessore né tantomeno al sindaco. Nell'ambito di una accesa dialettica politica ho fatto delle affermazioni, forse il sindaco cerca di buttarla sull'atteggiamento sessista per coprire altre posizioni. Il riferimento è alla questione maltempo, con la città finita sott'acqua 3 volte in 4 mesi. Non sono io che devo chiedere scusa, credo sia Macron che deve chiedere scusa per il suo comportamento alla città, e le tante reazioni di cittadini che hanno avuto danni anche nell'ultimo evento stanno a dimostrare che chi forse deve fare un passo indietro e deve capire che è ora di lasciare è Macron. Andiamo a Sedico, dove c'era molta tensione per lo sfratto previsto di una donna malata di sclerosi multipla insieme al figlio minore, e poi la decisione però è stata rinviata al giudice. Via delle Fontane 19 a Sedico, una manciata di minuti alle 10 di stamani, avvolta in uno sciarpone. Alessia Vedana, febbricitante, ci avvisa che sia lei che il figlio hanno contratto il Covid. Entrambi sono in attesa dell'annunciato arrivo del custode di Aste 33 per l'esecuzione dello sloggio della casa, pignorata e venduta all'asta lo scorso giugno. Una vicenda che ha scosso decine di migliaia di persone. Oltre 25.000 le visualizzazioni del servizio di Antenna 3 andato in onda nel nostro telegiornale di venerdì scorso, che ha scatenato un'onda di solidarietà ma anche di indignazione. Alle 10 non si vede ancora nessuno. L'avvocato Gino Sperandio, che da una settimana tutela gli interessi della signora Vedana, spera ci siano le condizioni per la concessione di un termine. In comune si convoca un incontro e la presenza dei giornalisti fuori dalla porta della stanza del sindaco non appare gradita. Non ho niente da dire. C'è l'esecutore lì, adesso parlate con lui. Ok, ma il comune si impegna. Il comune ha fatto quello che poteva fare e continuerà a fare. Basta. Non parla neppure l'esecutore dello sloggio, che intima al nostro operatore di non essere ripreso. Ci racconta com'è andata l'avvocato Sperandio. Il custode ha preso atto che c'è questa situazione anche del Covid, oltretutto, e che il comune sta individuando un'ipotesi alternativa concreta, per cui oggi non dà esecuzione allo sloggio e chiede istruzioni al giudice su come comportarsi. Quindi si tira un sospiro di sollievo, ma non si sa ancora per quanto. Qual è il suo stato d'animo adesso, Alessia? Beh, sicuramente agitata lo stesso, perché non è che passi nell'immediato. Certo sono contenta, perché mi fa piacere che si sia smosso tanto e che così io riesca a riottenere la mia dignità. L'avvocato Sperandio si era appellato al buonsenso, chiarendo i contorni della vicenda che ai profani è apparsa irrituale, ma che è legata alla riforma delle esecuzioni contenuta nella legge Cartabia, che semplificando le procedure ha amplificato i poteri dei custodi, cioè di chi ha l'interesse alla consegna della casa all'acquirente. Il caso della signora Vedana, divenuto emblematico, non sembra isolato e va di pari passo con l'emergenza abitativa che affrontano i comuni. Una politica abitativa da parte dell'Atere e anche dei comuni rispetto a questa situazione emergenziale va fatta e va pensata, perché francamente oggi pensare come può accadere che la signora che ha un figlio minore che si trova in una difficoltà economica oggettiva debba andare sotto un ponte, insomma, mi pare dura. Servizio di Tiziana Bolognani, vediamo i titoli del giornale di Vicenza. Un camion a Quinto Vicentino sbatte contro il sottopasso, si stacca parte del cassone e centra un'auto in transito. Vedete gli effetti, il cassone che si è staccato e l'auto semi distrutta. E poi all'ombra del murale di Pablito, l'Everest è risorto, il quartiere muore, la rissa colpi di spranghe alla notte bianca, in 3 sono finiti nei guai, e poi provocò il tragico frontale, patteggia 3 anni e 9 mesi, era accaduto a Schio. I lupi non sono più particolarmente protetti, possono essere abbattuti ma secondo delle regole molto precise. Vediamo.
È tornato, anzi probabilmente non se n'è mai andato. Il lupo, che già un paio di settimane fa era stato immortalato mentre transitava nel centro della frazione di San Michele, potrebbe essere lo stesso che il signor Mirko Stevanin, nostro telespettatore, ha incrociato nel tardo pomeriggio di mercoledì 25 settembre nella stessa zona. Stavo scendendo da Contrassoarda, zona San Michele, stavo andando verso Bassano. E ho visto e ho capito subito che era un lupo, mi stava venendo incontro e mi sono fermato per fargli una foto, ma ha girato a sinistra, da dove poi è risbucato dal video, è una vecchia mulattiera che dovrebbe portare a Valrovina. Poi io stavo per spegnere il telefono, e poi è risbucato, probabilmente ha visto che c'era qualche persona o cosa ed è sceso tranquillamente. Io ero lì fermo a bordo strada con le 4 frecce. La presenza del predatore è ormai conclamata anche a ridosso della pianura, ma è difficile farci l'abitudine. I genitori a San Michele so benissimo che girava in paese questo lupacchiotto, chiamatelo come volete, ma sì, lo sapevo, adesso non so se è lo stesso. Certo ha fatto un po' impressione perché aveva in bocca un pezzo di animale, ecco, tutto lì. C'è un pressing del territorio vicentino perché questi provvedimenti vengano realizzati. Predazioni che aumentano di settimana in settimana, allevatori esasperati. Sono 40 i comuni del Vicentino che fanno i conti con la presenza del lupo, 148 le predazioni a danni di animali domestici o da allevamento registrate in tutta la provincia da gennaio ad oggi, a fronte delle 101 dell'intero anno 2023. Un trend in crescita esponenziale. Da Bruxelles la notizia del declassamento del lupo da specie rigorosamente protetta a protetta viene abbracciata favorevolmente. Dal territorio il pressing per accelerare i tempi di applicazione che permetterebbero azioni concrete per il contenimento della presenza del predatore. Si tratta ora di accelerare i tempi perché non è possibile aspettare troppo, perché le necessità, i danni che gli agricoltori, gli allevatori stanno subendo in questo momento sono particolarmente rilevanti, tanto da minacciare il caricamento stesso delle malghe e quindi la necessità di accelerare quest'iter per arrivare a una soglia massima che un territorio può contenere come animali selvatici. Tra le poche in Italia, la provincia di Vicenza ha avuto da ISPRA l'autorizzazione all'uso dei proiettili di gomma per allontanare il lupo da 2 specifiche località nei comuni di Arsiero e Torrebelvicino. Per quanto riguarda la sperimentazione con i proiettili di gomma, sapevamo che era particolarmente complicata in quanto deve essere preceduta da un posizionamento di fototrappole e da una individuazione delle abitudini dei lupi, e con il personale ridotto di polizia provinciale facciamo fatica a portarci a poter realmente sparare per dissuadere il lupo. Da qui la richiesta che anche altre persone possano essere autorizzate dopo un iter di preparazione e a determinate condizioni e in modo controllato. Sperimentazione iniziata a fine agosto con l'installazione delle fototrappole che non hanno registrato presenza di lupi a Torrebelvicino, mentre ad Arsiero ci sono stati alcuni passaggi. Le fototrappole non hanno rilevato ulteriori predazioni in Malgatoraro, che era il luogo destinato all'osservazione, e purtroppo però recentemente abbiamo avuto ulteriori predazioni in Malgazolle. Speriamo vivamente che le cose si possano risolvere velocemente, in quanto ci preoccupa molto il prossimo anno, sia per il territorio che per i malghesi e anche per un discorso economico. Prima pagina del Corriere delle Alpi, vediamo una notizia che riguarda l'Essilux che investe ancora nel welfare, al via nuovo modello di ristorazione aziendale negli stabilimenti bellunesi. Il gruppo assumerà la gestione del servizio di ristorazione nei suoi stabilimenti di Agordo, Sedico e Cencenighe a partire da gennaio 2025. Per la prima volta l'azienda organizzerà in autonomia il servizio di ristorazione per oltre 10.000 dipendenti nelle sue sedi del Bellunese. Torniamo subito dopo la pubblicità. Ho detto Cencenighe, chiedo scusa ai residenti di Cencenighe. Andiamo avanti con la Science for All, la scienza per tutti all'Università di Padova. Ha preso il via la terza
edizione c'era anche l'astronauta Franco Malerba. Il cortile antico del Bo trasformato in un villaggio spaziale, dall'universo all'ecologia. L'importante è esplorare e conoscere. La terza edizione di Science for All, festival scientifico dell'Ateneo, quest'anno apre all'insegna del nome di Bepi Colombo, professore del Bo, che con la sua visione futuristica diede un contributo fondamentale ai viaggi spaziali. Ricorrono infatti 50 anni da quando la sonda Mariner 10 sorvolò Mercurio, un progetto a cui partecipò proprio Colombo collaborando con la NASA. Oggi si guarda al ritorno alla Luna, al viaggio abitato su Marte, e a Padova per ricordare Bepi Colombo è arrivato Franco Malerba, primo astronauta della storia italiana. Questa tecnologia, dal mio punto di vista di astronauta, ex astronauta, sarà molto utile anche per la cosiddetta gravità artificiale. Con un cavo si può realizzare un sistema rotante nello spazio che genera una gravità artificiale nei due abitacoli agli estremi, un po' come succedeva in 2001 Odissea nello spazio. Con la gravità artificiale si potrà vivere meglio nel lungo viaggio di avvicinamento a Marte, magari addirittura mettersi nelle condizioni gravitazionali di Marte, che sono inferiori a quelle della Terra. Fino a domenica nel villaggio spaziale ci sarà la possibilità di entrare nel modulo Exospace Hub X, struttura progettata per simulare la vita all'interno di una base lunare, e di lasciarsi coinvolgere da un'installazione espositiva che simulerà un viaggio nell'esplorazione del sistema solare nel segno di Bepi Colombo. Oggi abbiamo esplorato, ci sono stati satelliti che sono andati su tutti i pianeti del sistema solare fino all'ultimo pianeta, che oggi chiamiamo pianeta nano Plutone, e addirittura oltre, perché abbiamo sonde ormai che sono addirittura al di fuori del sistema solare, e anche la sonda che ha visitato Plutone è arrivata fino a quasi 45 unità astronomiche. Unità astronomica sono 150 milioni di chilometri da noi, e ha esplorato un altro pianeta nano al di là dell'orbita di Plutone, che sono circa 40 unità astronomiche. Science for All animerà con stand tutta la città in un viaggio tra i dipartimenti dell'università e l'orto botanico, con oltre 250 attività tra giochi, laboratori, escape room, caffè scientifici e visite guidate per grandi e piccini. Grazie a molti volontari a Vicenza sarà realizzata l'Oasi Felina. Lo avevano fatto colorando Piazza dei Signori con delle coperte cucite a mano, e il ricavato era stato devoluto per beneficenza per finanziare progetti a favore delle donne vittime di violenza. Poi, in occasione dell'adunata degli alpini, avevano fiorito di pompon i giardini di Santa Corona, andando a finanziare progetti scolastici. E stavolta, realizzando all'uncinetto copertine per animali messe in vendita a scopo benefico, contribuiranno a finanziare la realizzazione della nuova Oasi Felina in città. Volontarie che qualche mese fa avevano lanciato l'appello, coinvolgendo anche le signore di una casa di riposo per realizzare le copertine per cani e gatti. Il 5 ottobre al Parco Querini, a fronte di offerta libera, contribuiranno a sostenere l'Oasi Felina e gli animali in difficoltà. Siamo intorno alle 200, oggi, domani, sabato ne arriveranno sicuramente degli altri, perché sono appunto gli ultimi giorni, abbiamo fatto l'appello fino al 30 e sono gli ultimi giorni di raccolta. Una serata magica al Sant'Elena per la squadra arancio-nero-verde, il Venezia, che per la prima volta è stata presentata ufficialmente davanti a 1500 tifosi allo stadio Pierluigi Penzo. Il Venezia Football Club, tornato in Serie A, si è presentato ufficialmente ai tifosi della città. Per la prima volta nella sua storia allo stadio Pierluigi Penzo di Sant'Elena, una iniziativa fortemente voluta dalla società e dal general manager Filippo Antonelli, in cui tutti i giocatori hanno sfilato in passerella sul campo, insieme ai dirigenti, al mister Eusebio Di Francesco, allo staff tecnico e medico, davanti a oltre 1500 presenti in tribuna, tra i quali moltissimi bambini, che hanno vissuto un momento indimenticabile. La serata è stata presentata dal giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio, che ha dato un tocco di prestigio e competenza alla cerimonia. Una gioia e una festa per tutti, i tifosi che al termine della presentazione hanno potuto incontrare i loro beniamini senza barriere, per foto e autografi. Un sogno. Dimostrazione che cerchiamo sempre di portare qualcosa di nuovo per i nostri tifosi,
qualcosa che in questo stadio è magnifico, che possa rendere magica l'atmosfera. Una grande emozione per me tornare qui, perché veramente non mettevo piede qui da quando non c'era mio papà, qui a Venezia, e sono passati 26 anni da quel 98 che ha voluto dire quella promozione storica del Venezia in Serie A dopo 31 anni. E quindi per me è una grande emozione essere qui. Dopo la partita qua l'atmosfera era fantastica quando siamo andati là sotto la curva e diciamo che è quello che un po' cerchiamo nelle prossime partite di ritrovare. È quello che vogliamo cercare di più e non ci siamo riusciti le prime partite, ma adesso che abbiamo trovato la prima vittoria sicuramente proveremo a ricreare questo ambiente. La squadra si è presentata con molto piacere, poi questo stadio è un po' unico ed è bellissimo insomma stare vicino ai nostri tifosi. Sono molto contento prima di tutto per la gente, per i miei ragazzi, perché hanno lavorato sodo per ottenere questa prima vittoria in campionato e tutto il mio staff. Servizio di Lorenzo Maier è tutto per questa edizione, grazie a Francesco Ciaron e a Italo Moravo in regia. Stasera Focus alle 21:15, gli ospiti Luigi Calesso, Monica Coin, Valentina Dallaccorte, Giuseppe Marra, Simonetta Rubinato, Nicolò Sterle, Giorgio Tronca e Massimo Venturato. Grazie a tutti, buona giornata.